Ma signori, siamo arrivati alla parte centrale della trasmissione. Abbiamo l'ospite? Dovremmo C'è? avere collegato Dovrebbe, telefonicamente sì. Turi, Pronto? che non si sente. Tranne tu. Eccolo! Grande Turi. Grande. Va bene, benvenuto Turi innanzitutto a WH. Allora, adesso, come al solito, dovremmo partire col farti un po' di domande idiote. Sei pronto? Esatto. Sono prontissimo per l'idiozia, sono nato per l'idiozia. Oh, benissimo, benissimo, perché anche noi non... Beh, noi non scherziamo un cazzo. Non scherziamo a un livello cazzo. di idiozia. Allora, partiamo con le domande. Innanzitutto ti chiedono... No, la prima domanda idiota arriva dal pubblico. Ed è veramente Arriva dalla stupido. bacheca. Allora, ti chiedono se ti chiami. Ce la puoi Salvatore? fare Sta con... caricando la Sì, pagina. sì, sta Perdona, ci scaricando portiamo tutto. questo ritmo 56k. incalzante. Ce la facciamo? Allora, ti chiedono se ti chiami Salvatore. Se ti chiami Salvatore Scattareggia. È verissimo. Bene, allora è lui. Abbiamo Allora, ok, appurato abbiamo la con questo conferma che sei tu. Cazzo, Tipo c'è benissimo. posta per Ok. te. Purtroppo sto cognomaccio brutto, non ci posso fare niente. vabbè. Ridete sotto i baffi. Vabbè, c'è chi ha messo Da peggio. quando ero bambino, da quando picchiavo il mio vicino di banco, non mi prendete in giro. Benissimo. Va bene, partiamo con un po' di domande a raffica. Allora, cosa fai nella vita? Veramente, però. Veramente, faccio il musicista nella vita, ragazzi. Io faccio questo da 15 anni e mi mantengo con la musica, quindi faccio soltanto questo. Ce la fai quindi? Ottimo. Ce la faccio sì. Benissimo. beato Ottimo. te. Beato te, cacchio. Beato, sì. beato te. Colore preferito? Il mio? Colore preferito? Ma non lo so, ma forse penso il rosso, come dicono tutti, non lo so. Ah, ok, perché funziona. Film preferito? Film preferito ce ne stanno tanti, guarda, quello in assoluto penso Babbo Bastardo. Ah, ok. Ecco. Cartone animato preferito? Ma che ne so, Oli e Benji alle... Grandissimo. Beh, Oli e Benji, Già I nostri cuori. Esatto. Allora, quando ti sei avvicinato all'hip hop e perché? Mi sono avvicinato all'hip hop a 14 anni quando ancora non ho conosciuto il fantastico pianeta della donna, cioè che è della figa. Si può dire figa in questo Sì, Cioè, sì, si può si può dire dire quello figa, che vuoi. cazzo, tutto si può dire. Tette Verso anche. 13, no, scherzi a parte, l'ho conosciuto verso 13-14 anni perché io ho dei parenti che stanno in America e quindi ogni anno venivano a trovarmi. Le famose cugine? Esattamente, le famosissime cugine di cui racconto ogni volta in queste cazzo di biografie. Ormai sono più famose le cugine che io. Sì, di Vabbè, fatto. comunque l'ho conosciuto tramite queste cugine più americane che ho e poi da lì in poi mi sono appassionato, mi sono trasferito dalla Calabria a Roma e è nata tutta la passione, ho iniziato a fare il DJ, a scrivere rime e tutto. Benissimo. Piatto preferito? Così a caso proprio. Sì, proprio a caso. Non ho capito, ripeti? Piatto preferito in cucina? Ah, il piatto preferito? Anduia. Quelli fondi, quelli da antipasto, quelli da dolce. Ma guarda, non ho un piatto preferito, mi piace mangiare pesce, mi piace Bene. moltissimo mangiare pesce in generale, quindi gamberoni, al cognac, Cazzo. tutte queste robe qui, insomma, robe buone. Anche nel dolce. tra Li l'altro. proverò i gamberoni al cognac. Va bene, interessante Se questo. venite ve le preparo io che sono bravo a fare. Cazzo, perché no? Molto volentieri. Consuelo è broccolato. Perché no? Consuelo Bene. è broccolato. Ottimo, anche oggi ce l'ha fatta. Oh, Allora, vado a casa tranquilla. esatto. Leggi? Assolutamente sì. Sai leggere? Assolutamente L'altra domanda sì, stupida. anche- conosco anche l'alfabeto di altre lingue. quindi- Oh, Ah. benissimo. Cazzo, fighissimo. Ultimo libro letto? L'ultimo libretto che ho letto è la biografia di Vallanzasca. Minchia. Me l'avevano consigliata e a parte che è scritta bene mi diverte, perché invece un sacco di biografie di questi delinquenti mi divertono un sacco, ma al di là dei delinquenti, pure tipo personaggi storici, cantanti in generale, mi piace molto la biografia degli autori. Ma hai visto anche il film, eh? Non l'ho visto ancora, infatti sono curioso, voglio andare a vederlo. Dicono sia meglio il libro del film. Per quello. Ma guarda, è sicuramente meglio il libro del film, come Vacanze di Natale, ho letto prima il libro. Sì. Niente, torniamo un po' più al tecnico. Come vedi la scena hip hop italiana in questo periodo? Ma la vedo bene, guarda, la vedo con un enorme cambiamento da tutti i punti di vista, nel senso che io ragazzi non so quanti anni avete voi, ma io ne ho 34, quindi vado per i 35, quindi mi sono vissuto gli anni 90 e comunque si respirava tutta un'altra aria, però adesso c'è anche una bella ventata positiva, nel senso che comunque al di là di tutto vedo un sacco di bravissimi artisti, al di là di quelli da major che sono in classifica come Fabbri, che tra l'altro saluto, oppure per altri personaggi tipo i Club Dogo, insomma tutta gente che conosco, però nell'underground c'è anche un sacco di gente che pure è brava e vedo che comunque sta studiando per fare del buon rap, della buona musica, quella è la cosa più importante. Poi ovviamente quello che dicono molto spesso non rispecchia quello che sono, però purtroppo, ripeto, non sono più gli anni 90 e quindi alla fine mi ci abituo anch'io, insomma.
Benissimo, benissimo. Allora, secondo te c'è differenza tra hip hop e rap? Ah, no, secondo me c'è proprio assolutamente. E allora qual è secondo te? La differenza è che se tu fai rap nell'ambito hip hop, nel senso che comunque se fai hip hop, musica hip hop tra virgolette, vuol dire che conosci anche le discipline che ruotano attorno alla musica rap. Se tu fai rap soltanto, cioè chi fa rap in Italia, ti faccio un esempio, può essere un Frankie Energy o un Caparezza per esempio. Caparezza è bravissimo a fare rap, però con l'hip hop non c'entra niente, capito? Nel senso che comunque Caparezza di hip hop, di break, di graffiti, insomma dei vari elementi dell'hip hop poco interessa, mentre per esempio Fabbri, come hai ben visto con l'ultimo video, gli interessa e come, quindi c'è una bella differenza. Insomma, il rap, ragazzi, è un elemento dell'hip hop, poi l'hip hop è una cosa un po' più complicata e più globale. È uno strumento, diciamo, lo vogliamo chiamare così, no? Esattamente. Secondo te è il miglior album hip hop mai fatto? O italiano? Sì, no, straniero, dai, straniero. Ma ragazzi, queste sono domande veramente incredibili. Lo so. Come fare a sceglierne uno tra tanti? Uno, ne devi portare uno su un'isola e te ne devi portare solo uno. Ma mi prendete alla sprovvista. Ti posso dire che un disco a caso per esempio dei Gangstar, che era uno dei miei gruppi preferiti, me l'ascolto tuttora, che sono dischi che sono usciti negli anni 90, me lo porterei volentieri. Gangstar con Guru, poveraccio, che è morto. Esatto. Infatti Rest in peace, Guru. Oggi dicevamo appunto che c'è anche DJ Kool Herc che sta andando alle quaglie, che non c'ha una lira, gli stanno facendo... Non lo sapevo questa storia. Sì, stanno facendo le collette per pagargli le cure mediche lì negli Stati Uniti, perché loro sono avanti. Non lo sapevo questa storia, cavolo. Sì. Cavolo, ci vorrebbe la pensione per i rapper come tutti i lavori, cavolo. Esatto. Tra l'altro è vero. DJ Premier sta facendo la colletta per accumulare i Per soldi. raccogliere fondi, sì. Niente, quindi rimanendo in ambito estero, East Coast o West Coast? Ma guarda, quando ero ragazzino spingevo un sacco per la East Coast, perché ti ho detto, cioè, avendo parenti a New York, a Brooklyn, quindi andavo spesso in America, quindi di conseguenza ho respirato quell'aria. Però ti dico, anche la West ha fatto delle gran belle robe, per esempio Dr. Dre, W.A., tutta quella gente lì, oppure Compton Most Wanted, che sono gruppi che magari adesso non si conoscono, ma hanno fatto la storia all'epoca e mi divertivano un sacco, insomma. Certo. Altre domande? Voi avete altre domande? Abbiamo una domanda dalla bacheca. Salvatore ci dice di chiederti se preferisci una sana pecorina o un classico missionario. Guarda, preferisco una sanissima pecorina con varie varianti, allora, pecorine con tiramento di capelli, pecorine con Ovviamente stiamo parlando di tecniche di pascolo di animali. Sì, esattamente. pecorine con insulti, insomma. Sì, ma insulti anche a terze persone, tra l'altro, non Pecorine presenti. vecchie che fanno buon brodo, pecorine Sì, giovani. certo, sì. O pecorino sardo. Pecorine giovani a vita, ragazzi. Si possono addestrare, capito? Niente mil. Si possono addestrare. Un consiglio che vi posso dare: non fatevi mai un tatuaggio sopra le chiappe, perché è alquanto noioso per noi uomini vedere sempre lo stesso. Fatelo all'enne, no? Fatevi tribali sulle braccia, sulle gambe, sui piedi, ma non sopra il culo, perché Il tribali sotto i piedi anche può essere un'idea. Tra Sì, l'altro. benissimo. Farò male della Madonna. I tacchetti delle scarpe da calcio. E cazzo, è geniale. una Oppure grande farti idea. tatuare delle scarpe e risolve i tuoi problemi con le scarpe per una vita, praticamente. Va bene. Vabbè, comunque sapete, c'era un amico mio talmente deficiente che era rimasto sotto perché era tipo andava ai rave, no? E si era tatuato un orologio. Non so. Che segnava l'ora giusta 2 volte al giorno. Esattamente. Cazzo, va bene, veniamo un po' alla domanda che segna la fine della prima parte dell'intervista, ovvero cosa ascolti quando non ascolti hip hop? Chi ascolti quando non ascolti hip hop? Guarda, ti dico la verità, io in realtà è da un bel po' che non mi drogo di hip hop dalla mattina alla sera, perché comunque io colleziono dischi da un sacco di anni, mi piace comprare dischi vecchi, quindi ascolto dal funk alla disco music, al jazz, al soul, al blues, al rock, c'è di tutto, cioè alla fine non ho pregiudizi musicali, capito? Quindi fagocito di tutto, ma anche roba da classifica, cioè se magari un Tiziano Ferro mi fa un pezzo bello, mi ascolto pure Tiziano Ferro, cioè nel senso che non ho paraocchi musicali. È bravo. Esatto. Detto questo, noi adesso andremo ad ascoltarci il pezzo che tu ci hai chiesto tra Esatto, quelli e magari non ce hip lo hop. presenti tu e magari anche in calabrese. Quello perché ci non siamo. hip hop, mi Vai in raccomando. calabro che io ti capisco. No, che calabro, no, che sennò la gente non capisce. Vabbè, comunque ho scelto Jamiroquai, il pezzo è l'ultimo singolo, White Knuckle Rights, che tra l'altro Ho sbagliato. è allora, uno dei pochi pezzi che mi piace dell'album, perché l'album è veramente deluso, dico la verità, rispetto agli altri pompa di meno. Comunque il singolo è bellissimo e ve lo Benissimo. consiglio.